Ha riscosso un ottimo successo di pubblico il varietà I tempi di una volta per la regia di Lillo Crapanzano, in scena sabato scorso 22 aprile al Teatro San Francesco di Favara. Non è stata la solita commedia quella scritta dallo stesso regista, ma un mix di diverse forme d'arte. I tempi di una volta ha saputo certamente intrattenere, ma allo stesso tempo far riflettere sia i più grandi che i più piccini, mettendo in campo i veri valori della vita, che ci sono sempre stati e di cui oggi più che mai c'è bisogno. È stato uno spettacolo all'interno dello spettacolo che ha richiesto la partecipazione di tanti attori e partecipanti. In diversi tratti della rappresentazione è stata raccontata la realtà vissuta dallo stesso autore, soprattutto nella parte della commedia brillante che porta come titolo «Etto e nudo ti può dire con netto». Ritornando negli anni 60 e inneggiando i valori della vita, Etto e nudo ti può dire con netto, racconta la storia di Lilligiu, che poi altro non è che lo stesso autore della commedia nei primi anni della sua vita, e suo padre Antonino e le loro avventure per realizzare con il sudore della loro fronte il sogno delle loro vite. Uno spettacolo che aveva già registrato successi in altre occasioni quando ad assistere sono stati gli studenti della città e le famiglie. Un racconto di gentilezza e rispetto verso il prossimo e soprattutto verso i genitori e gli anziani che più che un ricordo avremmo bisogno di ritornare a rivivere. Chi faccio sogno e delle spalle in addugno che io mi feci. Diciamoci a queste carosi che una vita si vuole